Contagi a scuola, le regioni discutono sulle proposte, domani la decisione del governo, l'allarme dei presidi, ancora troppe incertezze, Zaia decide la comunità scientifica su basi certe e rilancia, si può ripartire coi test fai da te in classe. Intanto il Veneto registra il record di contagi in 24 ore, oltre 16.000, ma gli ospedali reggono grazie alle vaccinazioni e c'è una timida flessione della curva dei ricoveri. Bocciata dal Comune di Venezia l'idea di spostare alla prossima estate l'edizione del Carnevale previsto dal 12 febbraio al 1 marzo. Si farà con tutte le misure anticontagio. Il tetto di pazienti è aumentato da 1.500 a 1.800 per dottore e un sostegno economico ad hoc, la delibera della Regione per affrontare il cronico e diffuso problema della mancanza di medici di base nel territorio. Sono rimasti in silenzio davanti al GIP padre e figlia arrestati nel giorno di San Silvestro con un arsenale di armi e bombe in casa nel Padovano. Intanto sull'operazione emergono nuovi particolari. Resta alta la tensione tra i sindaci veneti esclusi dai fondi di rigenerazione urbana del governo e andati alle amministrazioni del sud. Il presidente di Anci Veneto Conte: se non avremo risposte a breve pronti a riconsegnare le fasce tricolore. Perturbazioni in Veneto nelle prossime ore, forti raffiche di vento sulla costa e stato di attenzione per gelate sulle strade, neve anche in collina. Nel segno dell'incertezza cominciano domani i saldi invernali a causa non solo della pandemia ma anche dei futuri rincari che interesseranno anche il mondo della moda. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. E dunque nel giorno in cui il Veneto registra il record di contagi in 24 ore, cresce l'attesa per le decisioni del governo sul ritorno a scuola. Per il governatore Zaia è necessaria una scelta chiara e condivisa, ma una soluzione, dice, già ci sarebbe. La scuola aprirà o non aprirà? Noi tifiamo tutti perché la scuola apra, ma di certo deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificarne la possibilità di aprirla. Cioè, non esiste che la comunità scientifica, e non sono i talk show, sono il comitato tecnico scientifico, entro questa settimana ci dicano se dal 10 si potrà aprire la scuola. L'appello di Zaia alle istituzioni scientifiche è quello di tutte le regioni chiamate in queste ore a mettere nero su bianco un protocollo definitivo di proposte da portare al governo con le possibili misure per il ritorno a scuola in sicurezza. Bocciata la distinzione tra vaccinati e non, sul piatto ci sono fra l'altro quarantene diversificate per classi d'età e numero di positivi. Tutto da discutere e approvare, ma CTS e Istituto Superiore di Sanità dicono in coro le regioni devono prendersi la responsabilità di decidere su dati certi. Il primo passo chiave, secondo Zaia, è quello della autodiagnosi. Avere il coraggio di portare il test fai da te nelle scuole, come si fa in Gran Bretagna o Israele. Penso che sia giunto il momento di accogliere anche l'appello di CDC, che è l'organo internazionale delle pandemie, che dice di utilizzare i test fai da te, e direi che la scuola è un'ottima occasione, un ottimo contesto per avviare questi screening. Tutto questo mentre a 6 giorni dalla campanella il Veneto fa registrare il record assoluto di contagi in 24 ore, 16.602, dato da brividi che va tuttavia calcolato in rapporto all'enorme mole di tamponi fatti ieri, 153.227, e che se rapportato al dicembre 2020 dimostra ancora una volta la potenza dell'arma vaccinale. Vuol dire che c'è alta contagiosità di questa variante, vuol dire che 4 giorni del dicembre 2020 valgono come una giornata di contagiati di oggi, ma soprattutto il fatto che siano molti vaccinati ci permette ancora di avere una gestione degli ospedali assolutamente buona e avere anche mortalità basse rispetto all'anno scorso. 28 decessi nelle ultime 24 ore. 2 anni fa senza vaccino si era arrivati a punte di 10 volte superiori, con molti meno contagi. Se il Veneto resta in giallo è proprio per questo. Area non critica e terapie intensive reggono, anche se con difficoltà. E i grafici della curva dei ricoveri mostrano una tendenza che si spera continui. Di certo c'è una timida flessione, spero che si sia raggiunto un plateau, perché le curve hanno tutto un andamento ben definito. Vaccinare resta dunque l'imperativo, e su questo tema arriva l'ultimo appello di Zaia alle istituzioni: farsi trovare pronti per la quarta dose. Spero che la storia vissuta con la terza dose in Italia, dice, non venga ripetuta per la quarta. Abbiamo perso 1 mese e mezzo a favore degli anziani perché aveva concluso il ciclo di 6 mesi. Visto considerato che se già abbiamo paesi europei che programmano la quarta dose, o quantomeno stanno parlando di programmare la quarta dose per febbraio, ci sia quantomeno anche in Italia una presa di coscienza che febbraio è dopodomani.
Lo abbiamo sentito, dunque è ancora aperto il dibattito rispetto al mondo della scuola e con che modalità si ritornerà in classe. L'associazione dei presidi chiede certezze. La vediamo molto critica, cioè ci sono ancora troppe incertezze. Non è il contenuto in sé delle misure anti-Covid che preoccupa in vista del ritorno a scuola i dirigenti scolastici veneti, ma l'incertezza che ancora regna a una manciata di giorni dalla ripresa delle lezioni e il timore che le nuove disposizioni non abbiano una stabilità sufficiente. Evviva le discussioni di principio, ma chiediamo decisioni nette e chiare. Però non che cambino fra 3 giorni e poi fra una settimana. Capiamo l'evoluzione, ovviamente c'è un'evoluzione del contagio, c'è un'evoluzione anche, e speriamo in positivo, del numero dei vaccinati e quant'altro, ma abbiamo bisogno di poter programmare con un minimo di... Noi e aggiungo anche le famiglie, per cortesia, indicazioni chiare in cui si dice, se ci sono queste condizioni si fa così. Il nodo non è se sia meglio la didattica in presenza o a distanza, se i non vaccinati vadano o no lasciati a casa, continua Tivulli, ma è consentire al mondo della scuola di adempiere al proprio ruolo. Se è possibile teniamo i ragazzi in classe, si tenga presente però che sarebbe, io credo, di estrema complessità poter gestire un pezzo di classe in presenza, un pezzo in didattica a distanza e a geometria variabile, cioè con 3 e con 4. Inutile, come dire, mettere un'ipotesi di flessibilità che poi non sia in grado di gestire. Un rientro, quello del 10 gennaio, su cui gravano anche le assenze di personale. Si stima tra il 5 e l'8% in Veneto, che sta producendo l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori della scuola. Dall'entrata in vigore del provvedimento avevano 20 giorni per mettersi in regola. Dal 15 dicembre ci siamo proprio in questi giorni e stanno partendo le prime sospensioni e quindi dal rientro sicuramente ci sarà questo problema da affrontare. E intanto è stata bocciata dal Comune di Venezia l'idea di spostare alla prossima estate l'edizione del Carnevale, previsto dal 12 febbraio al 1 marzo. L'anno scorso, in piena pandemia, i festeggiamenti si erano tenuti via streaming. Se noi annullassimo oggi il Carnevale, il messaggio che uscirebbe nel mondo è che Venezia è una città insicura, che Venezia è una città chiusa e quindi faremo molta fatica a ripartire ad aprile con la Biennale. Bocciata su tutti i fronti da Cafarsetti l'idea di spostare per la prossima estate il Carnevale di Venezia per evitare l'ulteriore correre e dilagare del virus con le sue varianti. Proposta avanzata in queste ore da un medico, Stefano Rigo, referente territoriale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. In realtà nulla di nuovo, visto che l'idea era già stata proposta in epoca pre-Covid, nel 2010, dal compianto Bruno Tosi, già inventore del concorso delle Marie e prima tra gli organizzatori storici del Carnevale veneziano, da sempre evento fiore all'occhiello della Serenissima. Il Carnevale, che per noi è un momento molto importante. Mascherine ed eventi non erano stati cancellati nemmeno l'anno scorso, nel 2021, con il Comune che aveva optato per l'intrattenimento via streaming. L'anno precedente ancora, l'edizione 2020, era stata bruscamente interrotta in corsa, visto l'allarme sanitario in atto. Quest'anno le cose andranno diversamente e nel pieno rispetto delle regole, assicura Venturini. Quello che però vogliamo organizzare è la narrazione di una città che questo Carnevale in qualche modo lo farà con le disposizioni del caso, con gli strumenti del caso, ben sapendo che il Comune di Venezia da sempre è un comune molto attento alle procedure anticontagio, tant'è che Venezia per fortuna ha sempre navigato sotto la media nazionale in termini di contagi e questo è appunto anche un motivo di garanzia. Imbrattati intanto a Padova 2 cartelli con l'invito alla popolazione per la terza dose di vaccino. Il sindaco Giordani dice: non ci faremo intimidire.
Una scritta Criminali campeggia a fianco della mano alzata con il simbolo del 3, terza dose, sul cartello con il volto del sindaco Giordani. La scritta vergogna compare nel cartello che gli è a fianco. Indaga la Digos della Polizia di Padova sugli imbrattamenti subiti in via Corrado dai cartelloni della campagna pro vaccinazione, in particolare pro terza dose, voluta dal Comune di Padova. Nessuna firma che riporti ai gruppi attivi in città o al movimento contro il Green Pass, semplice scritti in vernice con cartelli prontamente rimossi e sostituiti. Il sindaco Sergio Giordani tira dritto. È una follia quello che ho visto, quello che ho letto, ho visto le foto, è incredibile, non si faremo certamente intimidire da queste cose, anzi aumenteremo i nostri sforzi in termini di comunicazione. Abbiamo un'unica soluzione, vaccinarsi. Padova del resto è una delle città del Veneto che meglio ha risposto all'invito alla vaccinazione contro il Covid, superando per le prime 2 dosi il 90% della popolazione. Presentato dall'assessore Lanzarini il provvedimento con cui la Regione affronta il diffuso problema della mancanza di medici di base nel territorio. Potranno aumentare il massimale degli assistiti, previsto un sostegno economico ad hoc. Abbiamo 500 zone carenti, che vuol dire che quindi mancano 500 medici di base in 500 comuni. Di fronte a questo scenario, con una delibera di giunta, la Regione rende organico in tutte le ULSS il provvedimento che consente ai medici di base di aumentare in via volontaria e temporanea il massimale di assistiti, prevedendo contemporaneamente anche un sostegno economico. Abbiamo la possibilità di alzare da 1500 a 1800 e riconosciamo un tanto ad assistito per quanto riguarda i collaboratori di studio, per aiutarli ad avere più assistiti. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre. Ai medici che aderiranno verrà riconosciuta un'indennità per il collaboratore amministrativo di studio fino a 2 euro per assistito, che si sommano ai 3,50 euro per paziente già previsti. Non è la mancanza di professionisti a impedire alla Regione di coprire i posti scoperti. In graduatoria ce ne sono 600 e altri 400 saranno formati per il 2023. Non riusciamo a coprire le zone carenti perché i medici oggi possono anche scegliere di non andare in quella zona carente perché hanno altri incarichi. Il resto l'ha fatto la pandemia, occupando nelle USCA altre 400 medici che a emergenza finita potranno essere reimpiegati negli studi di paese. L'altro fronte è quello della continuità assistenziale, le cosiddette guardie mediche. Anche qui mancano medici, una carenza di medici, ma anche perché ci sono oggi gli incarichi delle USCA, ci sono altri incarichi. Allora abbiamo portato l'incarico della continuità assistenziale alla stessa tariffa dell'incarico di USCA, prenderebbe 23 euro ora, con le USCA prendono 40 euro l'ora. Abbiamo portato a questi incarichi la possibilità ad aumentarli fino a 40 euro l'ora. Per ora, secondo la Regione, non c'era altra strada. Il provvedimento peserà sul bilancio annuale per 52 milioni di euro. Non è la soluzione, cioè qui c'è veramente bisogno di una soluzione drastica ed è la discussione che è in itinere con il governo, con il ministro Speranza in questo momento. C'è un cambio radicale dell'ACN all'accordo collettivo nazionale, che è appunto lo strumento principale su cui oggi noi poggiamo e oltre il quale noi non possiamo andare. Parte da Mario Conte, primo cittadino di Treviso e rappresentante dei sindaci veneti, una bordata al governo sui fondi del piano di rilancio. Troppi comuni sono stati esclusi dai finanziamenti nonostante i conti in regola e i progetti virtuosi, e il gesto clamoroso è pronto. La provocazione è clamorosa. 585 sindaci veneti potrebbero restituire al governo la fascia tricolore. Parte dai primi cittadini una richiesta netta. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, usa la parola meritocrazia. I fondi del piano PNRR devono essere distribuiti premiando i comuni virtuosi, quelli che hanno i bilanci regolari e progetti chiari e trasparenti. Hanno scritto al Premier Draghi, se non risponderà, la prossima settimana è in programma un viaggio a Roma. Vogliono un incontro e durante la nostra trasmissione Focus con il direttore Bacialli, il sindaco di Treviso, che è rappresentante di 585 primi cittadini veneti, è durissimo.
E la settimana prossima, se non riceveremo risposte da ANCI Nazionale, che a onor del vero in questa partita ci sta supportando tanto il Presidente De Caro, e dal Premier Draghi, noi siamo pronti e andremo anche a riconsegnare 585 fasce tricolori. La richiesta è fin troppo semplice: rivedere il bando e inserire tutti quei comuni veneti che hanno dimostrato di saper spendere i soldi pubblici senza sprecare nulla. Chiediamo semplicemente di essere messi nelle condizioni di poter dare risposta alla comunità e di poter cogliere questa opportunità, perché abbiamo dato dimostrazione di saperlo fare. Stanchi di quella che è considerata una beffa, spiega Conte, abbiamo scritto a Draghi, se non risponde andiamo a Roma e vogliamo incontrarlo, ma anche il ministro dell'economia Franco e la titolare degli interni, la Morgese, che ha gestito il bando. Faccio l'esempio del comune di Treviso: noi con questi soldi vogliamo riqualificare la caserma Salsa, vogliamo completare la riqualificazione della biblioteca SGIL, vogliamo sistemare le mura cittadine, che non sono soltanto un monumento storico. In altre regioni sono finanziati anche comuni in dissesto economico, in Veneto invece esclusi progetti di chi ha dimostrato di saper investire. Noi chiediamo immediatamente di intervenire con gli 800 milioni mancanti per poter scorrere la graduatoria e finanziare quei progetti che sono buoni, che sono già inseriti nei piani pluriennali degli investimenti dei comuni. Ci fermiamo ora per un piccolo break, ritorniamo con altre notizie di cronaca tra poco. Di nuovo in studio, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Sono rimasti in silenzio davanti al magistrato, padre e figlia arrestati nel giorno di San Silvestro con un arsenale di armi in casa. Intanto sull'operazione stanno emergendo nuovi particolari. Hanno tentato in tutti i modi di eludere i controlli dei carabinieri, arrivando a dire di non avere le chiavi dei container che nascondevano l'arsenale di armi sequestrato nella loro casa in aperta campagna. Gagliano Masiero, ex commerciante di 66 anni, e la figlia Manuela di 30. Il blitz dei militari della compagnia di Abano Terme è avvenuto nel giorno di San Silvestro. Nei container erano nascoste armi da guerra, pericoloso esplosivo al plastico, il munizionamento completo. Alcune di queste armi erano pronte all'uso, sia la pistola mitragliatrice che quella semiautomatica avevano il colpo in canna, la semiautomatica addirittura il cane armato. I due arrestati hanno scelto per ora di non parlare davanti al GIP del Tribunale di Padova, che ha confermato i loro arresti. Un'indagine tutt'altro che conclusa. I carabinieri, coordinati dal PM Sergio Dini, stanno continuando a scavare e intanto analizzano il materiale sequestrato e i cellulari dei due. Non si escludono nuovi sviluppi. Tra le ipotesi, quella che i due insospettabili percepissero un compenso per la custodia di armi utilizzate da gruppi criminali che sapevano dove trovarle prima di entrare in azione. Con il nuovo anno arriva anche una stretta senza precedenti per la sicurezza dei cittadini. A Vicenza la polizia locale presidia la zona della stazione ferroviaria di Piazza Matteotti, pattuglie fisse contro il degrado. A sirene spiegate nel quadrilatero del degrado. A Vicenza suona l'allarme criminalità tra via Firenze, via Torino, viale Milano e viale Roma. I cittadini chiedono sicurezza, la polizia locale risponde. Il sindaco blinda la zona attorno alla stazione ferroviaria, ai confini di Campomarzo. Questo sarà un presidio fisso che protrarremo per un periodo per cercare di dare più sicurezza anche ai cittadini. I 3 turni sono dalle 8 della mattina fino alle ore 24 della sera, in 3 fasce orarie diverse e con la presenza di vari agenti, sia in borghese che in abiti, diciamo, in divisa della polizia locale. Questo per quanto riguarda la polizia locale. Al nostro fianco poi c'è sempre il supporto delle forze di polizia e carabinieri, con i quali stiamo lavorando anche a delle azioni mirate che faremo. Pattuglie fisse e azioni mirate, operazioni congiunte delle forze dell'ordine dopo l'accoltellamento del 28 dicembre in via Firenze. Gli agenti oggi possono contare anche sul nucleo operativo speciale che fa base nella sede distaccata della polizia locale a Campomarzo. L'obiettivo è arginare il degrado e le situazioni di tensione e di violenza. Il compito degli agenti, accompagnati anche dal consigliere delegato alla sicurezza Nicolò Naclerio,
non è facile. A volte si trovano a dover calmare chi per facezie alza la voce e si agita, come è capitato oggi proprio davanti agli occhi del sindaco Francesco Rucco. Cercheremo di stare qui è in piazza Matteotti. Cosa Gaio adesso? Qui c'è qualcuno già che sta urlando, Perché è evidente che la forza di polizia danno fastidio a qualcuno e quindi noi dobbiamo stare qui e presidiare il territorio. I controlli sui Green Pass ordinati dal governo ovviamente impegnano diversi agenti della polizia locale, ma la priorità oggi è presidiare le zone più calde della città, da Viale Milano a Piazza Matteotti e Santa Lucia. Abbiamo dovuto fare uno sforzo di personale per i controlli, li stiamo facendo tuttora sotto la guida della prefettura e della questura. Lavoreremo in questa direzione ancora per un periodo, speriamo però di poter tornare a concentrarci sul controllo del territorio, che è la cosa che oggi i cittadini richiedono come priorità assoluta, e su questo condivido. Allerta maltempo in Veneto per le prossime ore con temporali e forte vento, ma non solo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino nel quale si dichiara lo stato di attenzione nella regione per gelate previste dalla mezzanotte di domani 5 gennaio alle ore 8 del 6 gennaio. L'allerta riguarda la costa e la pianura limitrofa per vento forte dalle 18 di domani alle 8 del 6 gennaio. I fondovalle prealpini per nevicate attese dalle 15 di domani alle 8 sempre del 6 gennaio. Temperature in calo dal pomeriggio con limite delle nevicate in sensibile abbassamento a partire dalle Dolomiti fino a quote collinari in serata con possibili formazioni di ghiaccio anche nelle ore di giovedì. Nel segno dell'incertezza, voltiamo pagina, cominciano domani i saldi invernali a causa non solo della pandemia ma anche dei futuri rincari che interesseranno anche il mondo della moda. Tutto è pronto per i saldi al via domani 5 gennaio. Fuori dai negozi i clienti prendono la mira, dentro i commercianti si preparano e sperano, fiduciosi come questi negozianti del centro di Treviso. Stiamo preparando, ci stiamo organizzando. Covid permettendo. Io sono anche convinta che si lavorerà, certamente, spese mirate. Nel secondo inverno di pandemia è però ancora l'incertezza a dominare previsioni e strategie incoraggianti all'inizio stagione, poi a dicembre un improvviso fermo. È stato anche bene fino a novembre, dicembre è stato un po' sotto, un po' così, sottotono, perché pensavamo di lavorare di più. Un po' meglio gli affari a Natale, anche perché rispetto al 2020 non c'è stata partita. Si sta parlando di un risultato positivo raffrontato ad un anno che era il disastro assoluto. E quindi l'atteggiamento per i saldi sarà, come è stato per i mesi precedenti, positivo. Appare comunque difficile, se non impossibile, replicare il successo dei saldi estivi. Il sentiment di tutti era diverso, mentre adesso comunque si sta parlando di dati che continuano a salire, di contagi che continuano a salire, quindi ci si aspetta comunque una frenata dal punto di vista psicologico più che dal punto di vista del portafoglio. Ecco, non è che manchino i soldini, ma manca la voglia di acquistare. Intorno ai 150 euro la spesa pro capite, secondo le stime nazionali. A incidere anche i rincari sull'energia e sui beni di consumo, che potrebbero raffreddare la propensione all'acquisto o addirittura incentivarlo, approfittando oggi del saldo prima di dover subire il rincaro di domani, anche sulla moda. Io ho sentito molti fornitori che hanno detto che il rincaro ovviamente delle materie prime, la lana piuttosto che il cotone eccetera, subiranno dei rincari e quindi questo a valanga arriverà in tutta la filiera e quindi anche al pubblico finale, al cliente finale. Primo bilancio intanto del numero di visitatori alla mostra La Fabbrica del Rinascimento. Siamo a Vicenza, in Basilica Palladiana, dove è stato registrato un boom di presenze. La mostra sta andando veramente molto bene, file soprattutto il 26 di dicembre, per essere stata aperta diciamo da 16-18 giorni, la mostra sta piacendo molto e ne siamo molto felici, va soprattutto tanto bene, piace il biglietto aperto e tantissimi panettoncini regalati per Natale, non solo perché prosegue, quindi evidentemente è un regalo apprezzato. E devo dire che è il messaggio che mi piace di più. Tante aziende che hanno regalato il panettone e il biglietto aperto ai loro clienti o ai loro fornitori e penso che sia un messaggio molto bello di regalare la cultura, ma anche un grande segnale di amore per la propria città.
Sono stati oltre 2.500 i visitatori della mostra La Fabbrica del Rinascimento, registrati dall'11 dicembre, giorno dell'inaugurazione, fino a Santo Stefano, che è stata la giornata più gettonata, con 475 ingressi. Tantissimi gruppi, questo sicuramente sia dalla città, della provincia, ma anche fuori. Ieri c'erano anche degli stranieri e vengono soprattutto dal nord Europa, devo dire, come sensazione. Tantissime famiglie, anche i bambini apprezzano molto la mostra, sicuramente piace l'idea dei maialini, ma poi quest'anno c'è l'audioguida pensata apposta per i ragazzi. Confermata con determinazione la volontà di proporre la seconda esposizione del ciclo delle grandi mostre dedicate al Rinascimento a Vicenza, nonostante il difficile momento dovuto alla pandemia. L'obbligo del Super Green Pass per poter visitare anche i luoghi della cultura potrebbe limitare quello che finora si è rivelato un vero e proprio boom di presenza. Si può parlare di un boom, assolutamente. Noi speriamo che il trend continui rispettoso delle regole e delle difficoltà. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema, di lamentela, di segnalazione. Chiaro, ci aspettiamo in qualche modo una contrazione dal 10 gennaio, quando entra in vigore il Green Pass rinforzato, però noi siamo pronti ad accogliere le persone sperando che ci sia un senso civico e di responsabilità anche e soprattutto da chi in qualche modo ama la cultura. Prima di chiudere un'ultima notizia riguardante il Covid, perché sono quasi 12.000 le confezioni delle pillole anti-Covid che sono state proprio oggi consegnate agli ospedali italiani dalla struttura del commissario straordinario Figliuolo. In Veneto sono state consegnate 1440 confezioni di questo farmaco che sappiamo può essere utilizzato per il trattamento dei pazienti positivi al Covid-19. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone che negli ultimi giorni ha portato stabilità atmosferica viene smantellato dall'ingresso di un fronte atlantico. Cambia dunque il tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 5 gennaio. Sul Veneto peggiora il contesto meteorologico, molte nubi, al mattino poi qualche pioggia sui settori nord-occidentali, più asciutto invece altrove. Col passare delle ore precipitazioni via via più diffuse e localmente anche intense. Quota neve in calo fino a 1300 metri sulle Prealpi, a 900-1200 metri sulle Dolomiti. Temperature ancora stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime in aumento sui 6-11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, avremo rovesci un po' ovunque come vediamo e saranno anche intensi, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la perturbazione appunto non risparmia nemmeno la nostra regione. Pioverà per tutto il giorno, qualche fiocco di neve sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.